In merito alla nuova richiesta di attenzione agli amministratori comunali da parte dei cittadini di località Comprealte a Sora, è intervenuto il consigliere delegato Massimiliano Bruni, che ha ricordato che ci sono 3 progetti finanziati ed approvati che devono partire. Giustamente i cittadini e i residenti di Comprealte attendono ormai da moltissimi anni delle concrete e giuste risposte. Quello che posso dire è che l'attenzione è massima, proprio perché quando si parla di messa in sicurezza e di garantire la massima sicurezza appunto dei cittadini, non ci deve essere diciamo, una speculazione politica. E quindi con la massima trasparenza e chiarezza posso annunciare che con decreto legislativo del 24 aprile 2017, la numero 50, il Ministero degli Interni ha dato parere favorevole alla progettazione per quanto riguarda la messa in sicurezza di Comprealto con finanziamento di 2.465.000 euro. Adesso entro il 16 giugno le amministrazioni che hanno avuto parere favorevole di tale progettualità, dei 5 progetti ammessi ne dobbiamo selezionare 3. Naturalmente il primo progetto che abbiamo selezionato riguarda appunto Comprealte. Questo passaggio verrà inserito nella piattaforma del Ministero degli Interni e siamo convinti che con l'esercizio finanziario 2020 queste risorse vengono destinate al fine di risolvere questo problema che si trascina, ripeto, da moltissimi anni, non per incapacità dei amministratori che mi hanno preceduto, ma soltanto perché il finanziamento è un finanziamento molto ingente, molto corposo. Quindi siamo abbastanza fiduciosi, stiamo già lavorando al fine di inserire, come dicevo, entro il 16 giugno le richieste sul portale del Ministero degli Interni e posso annunciare, come dicevo prima, che il primo progetto selezionato dei 3 riguarda appunto Comprealte. Mentre per quanto riguarda la viabilità, ripristinare la viabilità sempre nella zona di Comprealte, proprio questa mattina abbiamo avuto modo di sentire i dirigenti e i funzionari dell'Astral. Ci hanno assicurato che venerdì scorso, quindi solo pochi giorni fa, con propria determinazione hanno affidato l'aggiudicazione definitiva rispetto alle procedure di gara che già da mesi avevano inoltrato e adesso per legge devono passare 35 giorni di termini dilatori al fine poi di firmare il contratto con la ditta che si è aggiudicato appunto l'appalto e possono iniziare i lavori non solo su Comprealte, quindi garantendo la viabilità, ma anche l'asfalto per quanto riguarda Viale Regina Elena. Mi hanno dato parola che nel giro di massimo 15 giorni verranno i funzionari appunto dell'Astral insieme ai responsabili dell'azienda che si è aggiudicato l'appalto proprio per fare un primo sopralluogo, perché ho chiesto a loro che il primo intervento che devono fare sarà proprio su a Comprealte. Quindi ci hanno garantito che quando richiesto le richieste verranno soddisfatte, quindi siamo fiduciosi che anche qui a breve daremo le giuste e concrete risposte ai cittadini che da troppo tempo effettivamente sono vittime e stanno subendo, diciamo, un non servizio adeguato alle loro aspettative.